ci servirà dello zucchero a velo. Facciamo ad occhio. Mettiamo in un contenitore circa 4 cucchiai di zucchero. Così. Ne prepariamo poca. Mettiamo un po' di succo di limone, ci vuole sempre, anche per darle un buon sapore. Voi potete mettere anche un po' di liquore e mettiamo un po' d'acqua. Così, ad occhio, io ne metto 4 cucchiaini qua. Cominciamo a girare. Più o meno noi dobbiamo prepararla affinché vada bene, solo in questo periodo se prepariamo sbabassinos, che non coli dal dolce. Continuiamo a girare così delicatamente, non ci devono rimanere grumi. Se vediamo che risulta un po' duretta nel lavorarla, non ci resta altro che aggiungere un pochino d'acqua. Mi raccomando, l'acqua sempre con moderazione, mezzo cucchiaino. Se poi dovesse essere invece molto liscia, aggiungiamo poco di zucchero. Vi ricordo che questa è semplicissima sagappa più semplice che c'è, perché si prepara solo ed esclusivamente con lo zucchero a velo e un po' d'acqua e limone naturalmente. Intanto prepariamo i diavoletti, possono essere quelli argentati oppure anche gli altri misti di vari colori. Noi in Sardegna li chiamiamo semplicemente drazea. Eccola, quella della tradizione. Prepariamo un dolce che sia abbastanza liscio in superficie e un coltello con la punta tonda. La proviamo, infatti, come vedete, non deve scendere di colpo, cioè deve essere giusta. Vedete, fate un giro col coltello e lo poggiate subito sul dolce. In questo momento noi ci accorgiamo se va bene. Deve coprire bene tutto il dolce e non deve colare possibilmente. Se dovesse succedere qualche pochino, poi noi lo toglieremo col coltello una volta che è tutto asciutta. Prima di mettere la drazea li lasciamo asciugare un attimo e poi le mettiamo finché proprio rimanga in superficie. Se non siete pronti a sistemare sagappa in quel momento, mi raccomando, conservate sagappa con la pellicola trasparente. Ecco, così. Quando poi la riprendete in mano, la girate un attimo e di nuovo pronta. Passiamo ora a sagappa gotta. Prendiamo un pentolino, 100 ml di acqua e circa 150 g di zucchero semolato. Incominciamo a girare, portiamo ad ebollizione. Giriamo bene e facciamo andare. Spruzziamo dentro anche un po' di limone e giriamo. Ogni tanto cominciamo a controllare, la temperatura dovrà arrivare a circa 108 gradi. Spegniamo. Ecco infatti un altro modo per verificare se sagappa è pronta. Tra le due dita deve fare il filo mettendo un po' di prodotto tra un dito e l'altro, quello classico antico. È pronta. Adesso lo lasciamo un po' raffreddare un attimo. Intanto mettiamo in una pirofila sui 120-125 grammi di zucchero a velo. Iniziamo a versare a filo lo sciroppo dentro il contenitore e giriamo. Intanto per precauzione ne togliamo circa 2 cucchiai, li mettiamo da parte, vediamo se servono dopo. Continuiamo a girare, a mettere lo sciroppo. Dobbiamo farlo un po' velocemente questo passaggio,
affinché lo sciroppo non si addensi. Dobbiamo assorbire tutto lo zucchero a velo, poi vediamo la densità. Mettiamo ancora qualche goccia di limone. E inseriamo tutto lo sciroppo. Vi ricordo che questa cappa generalmente va usata per la torta di mandorle. In quel caso vuole anche più liscia, più fluida. Ecco perché noi dobbiamo certamente cercare questa fluidità a seconda di cosa la dobbiamo utilizzare. Noi oggi dobbiamo coprire dei dolcetti e quindi non ci vuole molto liscia. Ho aggiunto un altro cucchiaio, vedete? Una l'ho lasciata di zucchero a velo e continuo a girare. Un altro po' di limone. Poi nel caso dovesse servire, ogni tanto si aggiunge mezzo cucchiaino di acqua. Eccola, sembra perfetta, si allunga bene in tutti gli angoli, è giusta. Anche questa, se dobbiamo conservarla, la conserviamo bene coprendola con la pellicola, così quella trasparente, anche a contatto, ma va bene anche così. Quando poi siamo pronti, la riprendiamo, la giriamo bene, cioè le diamo di nuovo vita e tornerà bella come prima. Eccolo, tutti e due. Un consiglio che vi voglio dare: non riempite tutta la superficie di drasea, un paio, soltanto pochissimi al centro. Ed eccoli tutti e due. Alla vostra destra questo, il primo, è fatto solo con lo zucchero a velo, l'altro con sagapagotta. Rimane un po' più lucido. Ma è bello anche l'altro, eh? Cari amici, invito anche a voi a preparare sbrabassinos, un dolce sardo buonissimo autunnale di questo periodo. Invito anche chi ancora non lo avesse fatto ad iscrivervi al mio canale YouTube. Vi aspetto allora alla prossima videoricetta.